Siamo arrivati al clou di questa 3 giorni iniziata venerdì, molto bella, molto interessante, nella quale i valdobbiadenesi hanno saputo mostrare a tutte le persone arrivate un po' da tutta Italia per questa finale del Palio dei Botti, hanno saputo mostrare il meglio di sé, dall'enogastronomia ai percorsi turistici e sportivi. Adesso parte la finale nazionale del Palio delle Botti, poi ci sarà anche la premiazione del forum degli spumanti della selezione del sindaco. Questa mattina abbiamo ricevuto la bandiera azzurra FIDAL come città del cammino, l'impegno a promuovere lo sport a cielo aperto, i corretti stili di vita, insomma una 3 giorni intensa nel quale abbiamo coniugato nel nostro stupendo paesaggio naturalistico come Valdobbiadene, abbiamo potuto coniugare l'enogastronomia, il prosecco superiore di ECG e soprattutto lo sport a cielo aperto. E voglio fare complimenti al sindaco Fregonese, all'amministrazione di Valdobbiadene, in modo particolare anche all'assessore Azzonini per il grande impegno che hanno profuso non solo in questo bellissimo evento che è il Palio delle Botti, che porta una tradizione forte e significativa, quella del vino, in oltre 10 comunità che vanno in tutta la penisola italiana, ma soprattutto per la grande attenzione che ha voluto dare ai temi della salute, del benessere dei cittadini attraverso questo percorso che sicuramente credo che sia invidiabile in tutto il mondo, non solo in Italia, in mezzo ai vigneti, tra posti incantevoli, meravigliosi e affascinanti, ma che mette in luce non solo il ricordo delle tradizioni e della cultura del vino, ma soprattutto anche l'importanza e la valenza di camminare. Camminare significa in qualche modo star bene con il proprio corpo, con la propria mente, con la propria salute, abbattere quelli che sono i costi sanitari. Quindi un comune come quello di Valdobbiadene, che è dirottato anche in quelli che sono i temi, oltre che la sicurezza, il lavoro, ma anche sul tema della salute, è sicuramente un'amministrazione lungimirante, un'amministrazione che ha a cuore questo tema, e quindi per questa ragione li ringraziamo, soprattutto anche nella mia veste di vicepresidente vicario dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che come dico con FIDA abbiamo voluto fare questo accordo per in qualche modo sensibilizzare le amministrazioni, ed è bello che proprio Valdobbiadene ha vinto la bandiera azzurra in riconoscimento dei grandi meriti sui temi della salute, lo sport e il benessere. Non c'è dubbio che si tratti di una bella occasione. Abbiamo qui provenienze da tutte le parti d'Italia. Siamo la Campania. Ecco, loro sono di furore. Questo palio, come la rete delle città del vino, mette insieme effettivamente l'Italia, in questo caso attraverso una competizione sportiva che ha la sua particolarità ed è oggettivamente singolare. È bello vedere qui le 10 finaliste e che la fortuna arriva al migliore. 3, 2, 1, via! C'è stato subito un contatto e le squadre stanno partendo, c'è stato anche un contatto abbastanza doloroso. Ragazzi, allora i vostri nomi? Mattia, Santo, Nicolò. che gara è stata? Una gara strana perché abbiamo fatto le qualifiche, abbiamo avuto l'infortunio forse del più anziano ma anche il più forte del gruppo. È entrato all'ultimo Mattia, che è stato un drago fortissimo. Poi tutto perfetto, siamo partiti primi, ci hanno superato in discesa ma siamo riusciti a ricucire. Noi puntavamo a fare forte l'ultima salita e Santo e Daniele sono stati dei mostri e abbiamo vinto. Il Palio si è concluso, sì, adesso continuerà nella festa, però è stato veramente un gran successo, frutto del lavoro di tutti i giovani, di tutte le persone impegnate da mesi, da tempo e soprattutto in questi giorni per valorizzare al meglio il nostro territorio, per valorizzare al meglio Valdobbiadene, perché il Palio delle Botti è un evento appunto in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino, che è qui presente, e oggi abbiamo deciso di abbinare insieme a questa finale nazionale anche la consegna del conferimento bandiera azzurra, conferimento FIDAL e ANCI per la città della corsa del cammino, perché Valdobbiadene è così, Valdobbiadene è un territorio fantastico dove si può fare sport nel nostro paesaggio, immersi nella nostra natura e avendo, diciamo, un contorno di enogastronomia eccezionale. Questo è quello che abbiamo voluto dire oggi, che abbiamo voluto trasmettere. Ora ci saranno le premiazioni della finale del Forum Nazionale dello Spumante, proprio perché crediamo che Valdobbiadene debba perseguire verso questa strada, verso il turismo, verso i nostri prodotti, verso lo sport,
attraverso il nostro paesaggio. È stata una partenza un po' difficile, con un contatto iniziale fra alcune squadre, però dopo il primo giro hanno recuperato, si sono veramente dati molto da fare e sono riuscite ad arrivare secondi anche quest'anno, quindi per 4 anni, se non sbaglio consecutivi, hanno ottenuto quest'ottimo piazzamento. Sicuramente il risultato di una buona forma e anche di un grande desiderio di fare bene in questa competizione che vede tutte queste squadre coinvolte nei valori dell'amicizia ma anche della solidarietà e della competizione sportiva sana.